Ci sono uomini che non muoiono mai veramente. Nicolino Selis è uno di questi. È stato l'8° re di Roma, naturalmente lato criminale. Padre padrone della banda della Magliana, boss trafficante, carattere tipico della sua terra, la Sardegna, duro, determinato, piccolo e testardo, ma grande nelle decisioni. Certo non è il più forte, ma ha una dote che pochi possiedono. Sa comandare, si muove con astuzia, prepotenza, stringe alleanze strategiche, mettendo a tacere chiunque tenti di pestargli i piedi. Eppure, come ogni impero criminale, anche quello di Selis è destinato a svanire. Il suo errore? Pensare di poter giocare su 2 tavoli. Nicolino Selis nasce a Siniscola nel 1952, ma già da ragazzino la sua casa diventa il Lido di Ostia, dove si trasferisce con la sua famiglia. È basso, tarchiato e ha un enorme fiuto per il crimine. Lo attrae come una calamita. Comincia con piccoli furti, poi rapine e droga, fino al salto di qualità, il racket. Con il racket i commercianti sono costretti a pagare il pizzo e quando qualcuno osa sfidare Selis, lui risponde con il piombo. Viene arrestato per la prima volta a 20 anni per tentato omicidio, ma il suo carattere non cambia. La sua indole è sempre più indomabile. È il 19 settembre del 1973 e Selis, durante la detenzione nel carcere di Rebibbia, aggredisce una guardia penitenziaria, la afferra per le spalle mettendole un braccio intorno al collo e tenta di strangolarla, mentre con l'altra mano, armata di un coltello, minaccia di ferire il sergente. Subito accorrono altri 3 agenti e il sergente riesce a salvarsi, ma Selis lo ferisce ad un orecchio e si scaglia contro gli altri 3. Lo spettacolo impressiona anche i più duri detenuti del Rebibbia che lo guardano e pensano: è sardo, è meglio lasciarlo stare. Selis capisce una cosa: il rispetto non si chiede, si prende. Nel 1974, in carcere, ha uno scontro con un tizio, Franco Nicolino, è il criminale. Franchino compie un gesto imperdonabile, lo schiaffeggia in pieno volto davanti ad altri detenuti. Ersardo non dimentica. La sua è una vita fatta di continui ingressi ed uscite dal carcere. Non immagina affatto che presto sarà alla guida della celebre banda della Magliana. Durante uno di questi passaggi finisce al centro clinico di Poggioreale, dove avviene l'incontro destinato a cambiare per sempre la sua vita. Conosce Raffaele Cutolo, o professore, il boss della nuova camorra organizzata, che in lui riconoscerà un ragazzo dalle forti ambizioni e un uomo di cui fidarsi ciecamente. È il 1975 e siamo nel carcere di Regina Coeli. Nicolino Selis ha 23 anni. Ersardo incontra quelli con cui costruirà qualcosa di enorme, ma ancora non lo sanno. Sono Antonio Mancini, detto l'Accattone, Edoardo Toscano, l'operaietto, Angelo De Angelis, Ercatena, Gianni Girlando, Roscio, Vittorio Carnovale, Coniglio e Libero Moncone. Il gruppo si allarga, si fonde con la batteria di Franco Ernegro, Franco Giuseppucci, Enrico De Pedis, Renatino, e Maurizio Abbattino, Crispino. Ersardo però ha qualcosa che tutti gli altri non hanno. È ambizioso, è intelligente e ha stoffa per la malavita. In più ha un contatto potentissimo come il boss della nuova camorra organizzata, Raffaele Cutolo. A novembre del 1975 in 12 evadono dal carcere di Regina Coeli. Il fondatore di quella che sarà ben presto la banda della Magliana è quindi in fuga. Gli evasi si incontrano in libertà e danno vita alla leggendaria coalizione di gangster. La banda è una nuova organizzazione, è autonoma e coinvolge altre 2 famiglie, i Testaccini e i Malagnesi. Roma Capitale però è un richiamo irresistibile per tutte le altre organizzazioni criminali italiane, comprese quelle del sud, quindi dalla camorra di Cutolo alla mafia siciliana. È gente potentissima che tiene in scacco l'intera nazione. Selis, per conto del camorrista napoletano, deve impedire alla mafia siciliana di entrare a Roma e deve riuscirci senza farlo sapere al resto della banda. El Sardo diventa così il capozona di Cutolo. Ha iniziato silenziosamente a giocare su 2 tavoli, ma questo segreto gli costerà molto caro. A tor di valle, Franco Nicolini, detto il criminale, pensa di essere intoccabile.
muove i soldi e ha il completo controllo di Roma Sud. È il padrone incontrastato delle scommesse clandestine, ma ha commesso 2 gravissimi errori. Il primo è stato schiaffeggiare Selis 4 anni prima, quando si trovano in carcere, e Ersardo non lo ha dimenticato. Il secondo errore, altrettanto grave, è stato quello di fregare gente molto vicina a Raffaele Cutolo, e questo ha un prezzo carissimo da pagare. È il 25 luglio del 1978. Nel parcheggio dell'ippodromo lo aspettano in 7. L'ottavo del gruppo, Franco Giuseppucci, attende all'interno della struttura sportiva. Hanno 2 macchine, la 132 rossa e una 131 scura, entrambe rubate. Appena si accorge di loro, Franchino tenta di scappare. Troppo tardi, partono i primi colpi, la fuga di Nicolini viene bloccata dalla 132. Sono 9 i proiettili che lo colpiscono, un massacro, non lasciano tracce. Ora la banda della Magliana ha il campo libero e Selis è sempre più potente. Ersardo non si ferma ad Ostia, è lui a comandare. Non esiste nulla che non passi sotto il suo controllo, ma non tutti sono disposti a piegarsi e qualcuno si ribella. È Sergio Carrozzi il primo a opporsi. Carrozzi è il proprietario di una nota boutique di abbigliamento maschile e non vuole pagare il pizzo. Fa peggio, parla, elenca i nomi alla polizia. Il 29 agosto dello stesso anno Carrozzi viene trovato morto, 2 colpi di pistola, uno al volto e uno al petto. È l'orrore di una vendetta improvvisa. Selis è ormai fuori controllo e si sente onnipotente, troppo sicuro di sé, ma la polizia è sulle sue tracce. Le forze dell'ordine indagano e un mese dopo l'omicidio di Carrozzi, a 27 anni, Nicolino, viene arrestato. E in questo periodo Selis viene coinvolto anche in un altro caso di morte, quello della fotomodella tossicomane Antonella Bronchi, trovata cadavere nella pineta di Castelfusano. La banda continua a fare affari anche senza Selis, ma ogni decisione deve comunque passare da lui. Lui entra ed esce dal carcere, è sempre più smanioso di potere, si muove sicuro, sapendo di avere le spalle coperte da Cutolo. Crede di aver diritto di vita e di morte su chiunque, compreso i suoi compagni. E finora tutto gli è stato concesso, ma i romani della banda hanno tollerato abbastanza, ora sta davvero esagerando. Ersardo si sente intoccabile, ma qualcosa cambia. I contrasti con Libero Moncone, altro personaggio di rilievo della banda, sono sempre più frequenti e poi c'è quell'errore che ha fatto Selis, che non avrebbe dovuto fare. Selis decide di uccidere Abruciati, Danilo Abruciati, Ercamaleonte, componente influente della Magliana. Il gesto è imperdonabile, è troppo, gli altri non ci stanno. Ne parlano e si accordano. Il verdetto è scritto. Il 3 febbraio del 1981, Crispino, Renatino, Ercamaleonte, Laccattone, Marcello Erpaletta chiedono a Nicolino Selis di incontrarsi con tutti gli altri in una villa dove attende Libero Moncone. Libero vuole riappacificarsi, gli dicono. Selis ci casca. Non va da solo, ad accompagnarlo c'è suo cognato Tonino Leccese, un altro malavitoso di spicco e amico fidato. Non sanno che la loro fine è già scritta. Abbatino tira fuori una pistola da una scatola di cioccolatini e spara in testa a Ersardo. Il re cade e con lui ogni possibile vendetta. Il cognato di Selis, Tonino Leccese, viene giustiziato subito dopo, freddato nei pressi della caserma dei carabinieri, dove ogni giorno deve adempiere all'obbligo di firma. E non avranno mai risposta alle domande di Don Raffaele sulla morte dell'amico siniscolese. Per i compari romani, Cutolo non ha diritto di mettere il naso nei loro affari. Selis è sparito ormai da giorni. È il 4 marzo del 1981, quando un cadavere riaffiora dal Tevere. Un corpo nudo, gonfio, irriconoscibile, con la testa fracassata, forse dai colpi di pistola. Sulla pelle decine di tatuaggi della mala. Un volto di donna, un serpente, 5 punte a forma di stella, il distintivo della malavita. E una frase: il vero bene della vita è la mamma. Gli investigatori non hanno dubbi, quello è Nicolino Selis, il boss di Ostia, il pesce grosso della banda della Magliana. Quel corpo è in acqua da almeno 20 giorni. La stampa dà la notizia: Selis è morto, fine della storia. Ma arriva la sorella, chiamata per il riconoscimento del corpo. Lo guarda e scuote la testa. Non è mio fratello. Lui era solito tagliarsi con la lametta sulle braccia. Dove sono le cicatrici? Ma se quello nel fiume non è Selis, allora dove è finito Nicolino? È stato Antonio Mancini, insieme a Libero Moncone, a scavare la buca per il suo cadavere. È stato seppellito vicino al Tevere, poi ricoperto con calce viva. Il corpo di Ersardo non verrà mai ritrovato. Nessuna tomba, nessun addio per un re senza corona.